Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Questa è la rubrica Che fine hanno fatto, e ogni settimana analizziamo una squadra che ha vissuto degli anni più o meno gloriosi, comunque tra i professionisti, e che oggi è un po' decaduta, un po' dimenticata. E oggi voliamo in Sardegna per parlare della Nuorese, ovvero la squadra della città di Nuoro, o Nuoro come dicono in Sardegna. Anche questa squadra è vicina al centenario perché è nata nel 1930, società nata nel 1930, tra l'altro colori molto particolari, verde e blu, verde e azzurro, che sono dei colori abbastanza, degli abbinamenti abbastanza rari per quanto riguarda le maglie e i club calcistici. Tra l'altro una squadra famosa per soprattutto non tanto per i risultati che poi sono stati decenti, decorosi, però non altisonanti, quanto per aver formato e lanciato dei calciatori che poi hanno avuto delle carriere importantissime, come ad esempio Pietro Paolo Virdis o Gianfranco Zola, che fu protagonista delle primissime stagioni della Nuorese tra i professionisti, poi fu ceduto alla Torres e poi successivamente al Napoli, dove spiccò il volo, tant'è che la prima promozione in C2 della Nuorese, tra l'altro un capoluogo di provincia, quindi non un paesino con pochi abitanti, arriva alla fine della stagione 83-84, prima stagione tra i professionisti 84-85. In questa stagione esplode, come detto, la stella di Gianfranco Zola, che poi passerà alla Torres proprio dopo la retrocessione della Nuorese, che ritorna nell'interregionale. Anni 90 molto bui, molto difficili per i sardi, che li vivono praticamente tutti nelle categorie dilettantistiche, fino all'arrivo dell'ex presidente del Torino Roberto Goveani, che ha questa intuizione e questo obiettivo di riportare la Nuorese tra i professionisti, e ci riesce tornando prima in Serie D, tra l'altro stravincendo campionati. Un campionato viene vinto anche senza sconfitte, mi pare 26 vittorie e 4 pareggi, e poi in C2 nella stagione 2005-2006. Attenzione, perché nell'estate del 2006 la Nuorese torna in C2 dopo tantissimi anni, e un altro grande ex giocatore di Serie A, questa volta non viene lanciato ma viene rilanciato dalla Nuorese, cioè Luis Oliveira, che tutti ricorderete nel Cagliari e nella Fiorentina, viene chiamato e sceglie di accettare la Nuorese, anche perché lui finito a vivere, come se fosse una disgrazia, sceglie di vivere in Sardegna, dove ha conosciuto la moglie, dove sono nati i figli, accetta di giocare nella Nuorese, segnerà 11 gol in 34 partite il primo anno e 15 in 31 il secondo anno. Sono gli anni della Nuorese in C2, gli ultimi anni, addirittura il primo anno 2006-2007 fa i playoff per la C1, viene eliminata dal Pergo Crema. Nel 2007-2008, nonostante il nono posto e quindi una tranquillissima posizione di centroclassifica, non viene iscritta alla stagione successiva, è costretta a ripartire dalla promozione, e da lì inizierà una sorta di caduta da cui non è riuscita ancora a riemergere completamente. È tornato in Serie D, dove l'ultima volta ha giocato nella stagione 2017-2018, oggi si trova in eccellenza. Insomma, è una squadra un po' come vi ho detto dell'Isernia la scorsa settimana, che non ha disputato tantissimi campionati in C2, soltanto 3, è una storia un po' simile come numeri, però è una squadra che viene ricordata anche per per essere stata trampolino di lancio di due grandi calciatori sardi come Virdis e Zola, e di aver ridato luce al finale di carriera di Luis Oliveira, che ha fatto tantissimi gol tra Fiorentina, Cagliari, Como, Catania. Insomma, è ormai un italiano d'adozione, il brasiliano con passaporto belga. Questa è la storia della Nuorese. Seguite sui social le squadre che vi nomino, così di pari passo vediamo che cosa fanno nel corso delle stagioni. Io vi do appuntamento a domani con un altro video e alla prossima settimana con un'altra squadra un po' dimenticata.